Nicola, Pietro e Riccardo e poi ancora Enrico e Mohamed. Il Veneto piange altre 5 vittime di incidenti negli ultimi giorni, una strage che non si ferma e che riapre ogni volta una ferita nei familiari di chi ha già subito questo lutto. Sono passati 22 anni da quando suo figlio Andrea, 12 anni appena, venne travolto e ucciso da un'auto a Salvatronda. 22 anni nei quali mamma Paola Conte Bortolotto non ha mai smesso di lottare per la sicurezza stradale. Ogni morto è una sconfitta e il fatto è che si potrebbe fare e non si fa, e quella è anche la mia e la grande rabbia di noi familiari, perché noi ci battiamo proprio perché vorremmo evitare agli altri la sofferenza che noi conosciamo molto bene. Con il gruppo Non correre a Corri, Paola Conte porta avanti iniziative sul territorio per la prevenzione degli incidenti, ma quello che manca, dice, è una strategia nazionale, non a spot, con lezioni nelle scuole, formazione nelle autoscuole, infrastrutture sicure. La problematica è molto complessa, quindi si deve agire con i vari ministeri, Ministero della Salute, Ministero delle Infrastrutture, Ministero della Scuola. Questo piano che esiste nazionale per la sicurezza stradale non decolla, non si capisce perché.